buon pomeriggio, buona biretta delle ore 17, buon Casa Galla Scomberto che sta facendo la cacca. Allora, quindi è freddino, è tornato freddino, eccolo qua, Berto, attenzione, Berto, ecco Berto. Allora, questa varzettina la dedichiamo alle mie amici, mie amiche, soprattutto amiche, ma anche amici, della piastra endoscopica dell'ospedale di Udine, quindi dalle segretarie ai medici, al primario Zilli, alla grande coordinatrice Arianna, che la prego fai vedere questo video perché ve lo dedico, e andate su YouTube e vi vedono in 5 milioni di persone. Ed è questa qua, attenzione, sapete che una volta il parroco andava a benedire le case, allora andava a benedire le case, questo qua, sai, una casa di quelle contadine grandi, arriva il parroco, no, sai, entra, benedico questa casa a tutti i suoi abitanti, nel nome del padre, sta per andare via, e no, il contadino lo segue, salve, signor Plevan, grazie, madre, appena va fuori, il parroco, che tante galline, ma fanno uova, signor Plevan, signor parroco, le galline fanno uova, che... Arriviamo su, vogliono 6 uova che magari che la mattina mi fa un che sato che fa se l'uovo sbattuto. Maria, porta qua un saccotto e dai 6 uova. La signora porta. Poi stanno per andare via. Che tanti rassi, se belli, se grosse. Arriviamo le rasse. Magari che così sotto le domeniche arrosto le perpetue mi fa. Maria, porta qua, ciappa le rasse. Crack! Ecco qua. Sta per la via. La cantina, avete le botti, ma avete vino? Eh sì, abbiamo vini, abbiamo le... Adesso c'hanno di vino, che venivo, va giù, lì, ma Maria porta una scodellina qua con un cucchiaio, no? La scodellina con un cucchiaio, ecco qua, provi sto vino. E il parroco, sai, il parroco che beveva così, no? Che buono, aveva 6 bottiglie, magari, che stato magari... Ecco, dai, Maria, prendi qua 6 bottiglie, grazie, grazie, arrivederci, benedica ancora, arrivederci. Questo va via, le femmine dicono, ma scusa, Pieri, sì, l'ha domandata io, dopo le domandate, dopo le date il vino, mi ha dato le scudielle lì, la scodella con cucchiaio, sì, poteva chiedere un bicchiere, sì, un bicchiere, così beveva, alzava gli occhi e vedeva tutti i salami e le soppresse che avevamo. Attenzione, ciao a tutti, vi raccomando, pimpantini, stiamo a casa che dal 4 maggio si va tutti, ecco, ciao.